Una piccola spallata al campionato è stata data nella precedente giornata di campionato, ma dietro a un punto incalza un Toro schiumante di rabbia che vince da 2 mesi consecutivamente. Il Legnago dovrà tenere botta fino a fine campionato per mantenere saldamente il primo posto e puntare alla promozione in Serie D. Appassionati di calcio, ben ritrovati dal vostro Emilio Ripari sugli schermi di Telearena Sport, pronto per raccontarvi la 22esima giornata, settima di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Dallo stadio Mario Sandrini di Legnago si affrontano in questo derby veronese il Legnago Salus, allenato da Roberto Maschi, con la presenza da domenica scorsa a Monselice in panchina del direttore tecnico Antonio Bogoni, vecchia conoscenza di mister Maschi e del Legnago, opposti al team Santa Lucia Golosine. A cercare il numero 7 Bonati, fermato bene da Pauletto che appoggia per AK, ha un po' di spazio AK, inseguito da Zaccaria Tommasi, rientra bene, lo salta, va dentro, la palla per Gasparato defilato sulla destra, Trinchieri chiama palla sul secondo palo, molto bello il lancio, Trinchieri al volo! E Gironi e Rambaldo che gli danno palloni in corridoio. Ora bello il servizio in lungolinea per Gasparato che ha spazio sulla destra, cross basso, Trinchieri tutto solo, palla in rete! Il gol di Trinchieri, il gol dell'1-0 del Legnago. Dormita difensiva del team. C'è stata la chiusura mancata da Faches o da Bonfà, se non andiamo errati. Bello questo pallone sulla destra, troppo spazio per Gasparato che ha messo dentro in tutto, pur senza grande convinzione là davanti, dalle parti di Chizzoni Susani che ora non esce, attenzione, incredibile questa occasione di Avesani. Chizzoni Susani. Avanza ora il team con il numero 2 Avanzi, tenta la palla per Rambaldo, ben fermato da AK che deve dare una mano a Zampieri. Rambaldo molto veloce, elemento dotato di ottima corsa, buona tecnica e sovente devono raddoppiare quelli del Legnago su di lui. Ora attenzione, buono lo scambio per Zaccaria Tommasi, tenta il destro, non la tiene Chizzoni, la palla ancora per Zaccaria Tommasi dopo l'appoggio di Gironi. Tra l'altro Lodi Rizzini disimpegna bene. Ora l'errore di Faches che va ad indirizzare il pallonetto di Trinchieri. Bella questa azione, bello il cross di Bonfà, ma clamoroso davvero il liscio. Ora Crivellaro va a saltare di testa, incredibile pallonetto, stupendo di Gasparato. Trinchieri taglia, viene ben servito da Zampieri, subito bello il pallone di prima, Filipovic, vediamo se carica il sinistro, no, Pauletto, buono punto da fuori sinistro, palla alta, Pauletto, l'ultimo tocco di Pauletto secondo Candeo di Este. Ora Vesani per Gironi, spalle alla porta, buono l'appoggio, il tiro blocca senza problemi Chizzoni Susani, tiro di Nortilli, schiacciato un po' con l'esterno destro. Al 6° minuto del secondo tempo, prima vera conclusione della ripresa ad opera di Nortilli, anche se tiro abbastanza debole, non ha avuto grossi problemi Chizzoni Susani. Ora Pauletto di petto, appoggia ancora Nortilli, va a recuperare la palla, tenta il corridoio e Chizzoni, l'uscita di testa, si dimostra più preparato del collega dall'altra parte. Gasparato ora subito il destro di prima intenzione e porta palla fuori dall'area Bonfà, si appoggia al numero 4 Nortilli, buono il dialogo, ancora Bonfà, attenzione palla dentro, è in posizione regolare Avesani, è in posizione regolare Avesani e palla in rete e il team riapre la partita al 16° minuto di gioco della ripresa, palla che però torna fuori e il lancio molto buono per Gasparato, ancora Crivellaro in uscita. Gasparato, la porta è vuota, Crivellaro gli si fa incontro, lo salta Gasparato, si ricomincia con la battuta di Lodi Rizzini che va a cercare Dragovic, col fisico si aiuta, se ne va a puntare il numero 5 e c'è il calcio di rigore nettissimo. Vediamo se la massima punizione può essere la pietra sul match. Minuto 83, 7 al termine più recupero, fischia Candeo, parte Dragovic, destro e rete con brivido perché Crivellaro si era abbassato dalla parte giusta, la palla gli scivola sotto la pancia. Sicuramente battuta non impeccabile del numero 16 legnaghese che comunque realizza il suo 8° gol in campionato. Ora Muraglia in maglia bianca, sono 5, anzi 6 addirittura,
Gli uomini in barriera con Rambaldo e Tommasi ai lati a dare fastidio. Il destro spizzica l'incrocio dei pali. Avanzi che botta. Continua la sua serie di vittorie dopo il successo fondamentale di Monselice di domenica scorsa. Sbanca, è il vero caso di dirlo, il proprio terreno, vista la vittoria su 3 partite della recente serie per 3-1 sul team Santa Lucia Golosine. Ricordiamo i gol di Trinchieri, poi Gasparato, Dragovic su rigore, ed è arrivato il gol del 3-1 di Avesani. Scusate, 2-1 di Avesani e poi 3-1 di Dragovic a chiudere definitivamente i giochi su calcio di rigore a 7 minuti dalla fine. Alla prossima appuntamento con i programmi e il grande calcio di Telarena Sport. A risentirci. Benvenuto a Mister Maschi, commento a caldo dopo questo match. Si può dire che il Legnago ha riconquistato il terreno del Sandrini dopo quel trittico con una vittoria e 2 sconfitte. Bisognava dare seguito all'importantissimo successo di domenica. Sono arrivati 3 punti, direi quantomeno meritati. Sì, direi meritati nel risultato ma anche nella prestazione. I ragazzi hanno fatto veramente un primo tempo impeccabile, potevamo chiudere in maniera numerica anche di più il primo tempo, ma poi il 2-1 un attimino ti mette un po' in difficoltà, l'avversario ci crede, è giusto che sia così, abbiamo un attimino lasciato un po' sfogare loro, però alla fine il Legnago è ritornato a macinare gioco e il 3-1 è stato il giusto merito. Sicuramente siamo perfettamente d'accordo con lei. Tra l'altro gol del 2-1 secondo noi viziato da un fuorigioco non segnalato dall'arbitro e dall'assistente. Mi è sembrato dopo quel 2-1 che ci siano stati 10 minuti in cui Legnago aveva paura di mantenere il vantaggio. Dopo, arrivato il rigore, si è sciolto definitivamente e gli ultimi 10 minuti sono stati accademia, possiamo dire. Sì, effettivamente noi dovevamo comunque riscattare le prestazioni nel trittico famoso e di conseguenza sai sul 2-1 la partita si rimette un po' in piedi, l'avversario ritrova l'ossigeno e le energie che magari in quel momento lì non aveva, però insomma sì, bisogna avere rispetto all'avversario. L'avversario è giusto che ci provi, però il Legnago sul 2-1 ha tenuto pur con qualche bavatura, però alla fine insomma si è ripreso e ha chiuso questa partita con merito. Benissimo, arrivano discrete notizie anche dagli altri campi. Il Cerea ha pareggiato, per cui ora è a 3 punti, il Monselice sì ha vinto, però si mantiene a 5. Tutto sommato un bilancio direi positivo per questa domenica. Sì, positivo senz'altro, questo fa piacere, però noi dobbiamo guardare partita in partita. Io continuo a dire, noi dobbiamo guardare noi stessi, noi dobbiamo pensare già alla prossima partita. Dopo la vittoria di oggi con questa prestazione dobbiamo ritornare a fare prestazioni importanti come quella di oggi e vivere alla giornata, dopo la fine faremo i conti. Eccoci qua, commento a caldo con Gasparato, diamo il benvenuto dopo questo 3-1, diciamo un Gasparato in grande spolvero oggi, assist per il primo gol, secondo gol nonostante la collaborazione del portiere Crivellaro, è stato un gran bel pallonetto, per cui complimentissimi anche perché con questo vento e di prima non era sicuramente facile, a momenti ci scappa anche la doppietta con quel palo clamoroso sul finire di gara, per cui innanzitutto grandi complimenti, ottima partita per te, grande vittoria per il Legnago. Sì, grazie per i complimenti. Finalmente, perché venivo da un periodo un po' così, era tanto che non mi sentivo così bene in campo. Sono contento per la vittoria e soprattutto perché era importantissimo oggi fare i 3 punti e la squadra ne aveva bisogno. Abbiamo preso qualche punticino di vantaggio ancora dalle inseguitrici, meglio ancora, peccato per il palo. Anche se insomma avevo avuto già un po' di fortuna sul gol precedente, per cui dai. Bisogna avere anche il coraggio di provarli però certi numeri. Certo, insomma, quando poi riescono anche così è ancora meglio. Ringrazio ancora Crivellaro, no dai scherzo, è un amico, abbiamo scherzato su anche a fine partita, mi dispiace, insomma era stato anche bravo a prendere la palla di testa perché non poteva fare tante altre cose, è stato sfortunato, è capitato proprio sui miei piedi. E tu sei stato freddo, bravo e preciso nel fare questo pallone. Meglio infatti così per noi, ecco. Ti dicevo appunto c'è stato tra l'altro adesso un aggiornamento dell'ultimo minuto, proprio l'ultimo secondo, che il Monselice non ha vinto ma bensì ha pareggiato in quel di Abano, il Cerea ha pareggiato, per cui una giornata da incorniciare per te e per la tua squadra. Infatti dopo qualche domenica di patemi, ecco, finalmente è una domenica positiva, il Monselice ha pareggiato con l'Abano, per loro era un derby difficilissimo, avevano qualche assente per squalifica, il Cerea ha pareggiato col Soma, insomma ha bisogno di fare punti, per cui non sarà facile per nessuno batterlo da qua fino alla fine, questo è sicuro. È ancora lunga, sono 8 partite, 24 punti,
C'è ancora da fare, da guadagnarsela la Serie D. Un'ultimissima domanda, vediamo adesso il povero Stefano Acca che se ne va in stampelle, mi dicono di una distorsione al ginocchio. Si parla di una ventina di giorni più o meno di stop. Ora, senza voler fare i cattivi, ci sono ancora più possibilità di mettersi in mostra, sia per te che magari per altri ragazzi che hanno giocato un pochettino meno in questo periodo. Ah sì, beh, intanto non dovrebbe essere niente di grave. Per fortuna. E questa è già una cosa positiva. Adesso 20 giorni non lo so, bisogna prima che insomma si faccia vedere, dicono che sia una distorsione al ginocchio. Sì, per qualche altro giovane adesso c'è possibilità di giocare, per me ormai di mettermi in mostra non è che abbia tanto bisogno di mettermi in mostra, spero di giocare tutte le partite perché sennò... Se poi quando lo fai come oggi, diciamo che il posto su quella fascia non te lo toglie nessuno. Me lo auguro. Grazie mille, intanto simpaticissimo Gasparato, in bocca al lupo per la fine del campionato.